Amor Ben Lazar Torch è un volto noto alle forze dell'ordine padovane, tanto da essersi guadagnato il soprannome di Re delle Spaccate. Tra le varie accuse che pendevano su di lui, anche un colpo al locale Tola Rasa di via Vicenza nell'aprile del 2018. Un cavillo della nuova riforma Cartabia, però, gli è valso un'inaspettata assoluzione. Secondo la nuova legge, infatti, le vittime avrebbero dovuto depositare una denuncia querela entro il 31 marzo scorso per i reati più vecchi, pena la decadenza del reato stesso. Il titolare del ristorante però non l'ha fatto e così è decaduto il reato per la spaccata avvenuta il 22 aprile del 2018. Il 43enne tunisino si era ferito dopo aver sfondato la vetrina con un tombino. Il sangue, trovato dagli investigatori, è stato analizzato combaciando appunto con quello di Torch. Dal locale erano spariti un iPad e 100 euro di fondo cassa. Tra la primavera e l'autunno del 2018 furono molti i colpi messi a segno, creando anche panico tra i titolari di attività commerciali. La dinamica pressoché la stessa. Un tombino veniva usato per spaccare la vetrina e razziato il negozio. Torque è stato considerato da parte della polizia l'autore di questi furti. Nel luglio del 2019 è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e all'espulsione per uno di questi colpi. Non è stato così però per il furto all'enoteca Tola Rasa.